Maestro, l'emozione di poter inaugurare una mostra dopo un'emergenza così pesante come quella dell'emergenza coronavirus. Troppa grazia Sant'Antonio, oggi è il giorno del santo senza nome della mia città, quindi è importante che ci sia stata tutta questa partecipazione che mi ha sorpreso. Però quello che conta è che la gente adesso guardi gli oggetti e che si apra un ragionamento partendo dalle tematiche che sono presenti dentro questa esposizione, soprattutto le tematiche e le provocazioni ambientali. Voi avevate 3 mesi fa filmato la grande vasca con la cenere e con i rami carbonizzati. Mi pareva inevitabile lasciare un segno anche di questi 3 mesi trascorsi che l'umanità ha trascorso nell'isolamento, mettendo la traccia dell'usa e getta di questa nuova plastica, speriamo utile, ma che non deve essere dispersa nell'ambiente, rappresentata dalle mascherine, dai guanti che purtroppo si trovano in ogni dove. Con il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, lei sindaco qualche giorno fa in Consiglio Comunale ha detto Pieve di Soligo centro di riferimento per l'arte contemporanea del secondo Novecento. Oggi è una manifestazione di quello che ha detto. Sì, questa è la prima mostra che riusciamo a fare dopo l'emergenza Covid, una mostra che era già programmata per i primi di marzo e che inauguriamo oggi in questa bellissima giornata, in questa bellissima villa. Credo che la partecipazione sia la testimonianza di quanto ho detto in Consiglio Comunale, ma soprattutto del ruolo che dobbiamo far riscoprire all'arte all'interno di questo paesaggio bellissimo che sono le nostre colline e il nostro paesaggio. La figura di Elio Armano è sicuramente una figura primaria nella scultura del secondo Novecento, anche se poco conosciuta, ben inserita nella città del Santo, dove ha realizzato delle opere veramente importanti. Credo che questa mostra serva per farlo conoscere non solo in Veneto ma anche in tutta Italia per la sua profondità di pensiero e soprattutto per la sua qualità artistica. Con il vice sindaco di Pieve di Soligo, Luisa Cigagna, lei prima ha utilizzato la parola primavera per descrivere questa inaugurazione. Penso che sia la parola più opportuna anche per descrivere le emozioni che tutti hanno provato oggi. Assolutamente, ci avviciniamo al solstizio d'estate, però per noi davvero è una primavera perché la gelata invernale del coronavirus aveva davvero sospeso tutta la cultura come in un mondo di ghiaccio. Siamo riusciti a ripartire grazie all'impegno dell'Ufficio Cultura, dei volontari della Protezione Civile e di tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa mostra, che è davvero importante e che invito a visitare perché le suggestioni che offre sono importanti per leggere il nostro territorio, il nostro paesaggio, non soltanto con la chiave dell'arte, ma anche con la chiave appunto della sensibilità ambientale. Quindi sono davvero felice che la cultura sia ripartita con la mostra di Elio Armano e vi invito a venire in Villa Brandolini a conoscere questo artista straordinario e la sua opera. Ma io non sono tra l'altro trevigiano, penso che al di là, diciamo, questa è una mostra che ha anche dei riferimenti territoriali, l'amicizia con Zanzotto, il paesaggio veneto, c'è una serie di sculture che, dice Armano, sono i colli pettinati del trevigiano, cioè i filari delle viti, eccetera. Però credo che sia sinceramente una mostra che va al di là dei confini della Marca, seppur gioiosa.